Buongiorno, aspettiamo ancora un minuto, poi iniziamo col webinar. Bene, 10.05, iniziamo. Buongiorno a tutti i partecipanti, grazie di esservi collegati. Vi abbiamo invitato a questo webinar che durerà un'oretta, forse anche qualcosina meno, perché vogliamo aggiornarvi sui nuovi servizi che Regione ha già messo a disposizione, metterà a disposizione di PEC e di firma per le amministrazioni locali. Volevo dirvi che potete scrivere le vostre casomai domande, quesiti, nell'apposita chat dovreste avere un'icona con la chat, e in modo tale che poi alla fine del webinar, in chiusura, andremo a leggere le vostre domande e risponderemo a tutti quelli che sono collegati. Allora, perché vi abbiamo convocati? Perché tutti voi oggi state utilizzando dei servizi gratuiti che Regione ha messo a disposizione per gli enti locali, e PEC sono la PEC e la firma digitale. Questi servizi oggi sono erogati dal fornitore di Regione, si chiama Aruba, la CA Aruba, e a conclusione del contratto con l'attuale fornitore abbiamo fatto una gara che è stata vinta dall'RTI composto da Medas e Namirial. I servizi che abbiamo messo a gara sono quelli che potete vedere, quindi la firma digitale, la marcatura temporale, la conservazione a norma e la posta elettronica certificata. E questi sono tutti i servizi che fruirà Regione del Veneto e che saranno erogati appunto dall'RTI. Nel caso specifico per gli enti locali continueremo a dare gratuiti due servizi importanti, quello della posta elettronica certificata, per intenderci il dominio @pecveneto.it che voi state usando, e poi anche le firme digitali. Assieme a me sono presenti, io sono Roberto Costantin della direzione ICT, assieme a me c'è Anna Cardona che poi vi illustrerà tutti i servizi, c'è Alessio Scarpisi e Alberto Pizziol, e anche due rappresentanti del, no, due, vedo di più, del fornitore Namirial, che sarà il fornitore che erogherà i servizi di posta elettronica certificata e tutti i servizi di firma, marcature e sigillo elettronico certificati. E quindi qual è lo scopo di oggi? È illustrarvi un attimo le caratteristiche di questi due nuovi servizi, firma digitale e posta elettronica, ma soprattutto parlare assieme a voi, raccontarvi in cosa consiste la migrazione, perché come potete immaginare, la migrazione delle PEC, come potete immaginare, chiuderemo il servizio di Aruba e dovremo attivare queste PEC presso i server del nuovo fornitore Namirial. Questa è un'operazione che seguirà direttamente Regione assieme a Namirial, e quindi cercheremo di limitare l'impatto per voi il più possibile, però alcune cose, alcune operazioni dovrete farle anche voi. In occasione appunto di questo webinar vi raccontiamo come funziona la migrazione, in cosa consiste e quali sono alcuni passi che purtroppo dovete fare voi, perché noi non possiamo farli, perché solo voi avete una serie di informazioni e dovete fare alcune cose. Ecco, direi che quindi è tutto. Come ripeto, se avete delle domande potete scriverle nella chat, in modo tale che poi in chiusura del webinar le leggiamo e poi cerchiamo di darvi risposte in tempo reale se possibile. C'è anche il fornitore. Passo la parola a Anna. Grazie Roberto, mi presento, sono Anna Cardona, molti di voi magari mi conoscono già, ci siamo già sentiti con qualcuno telefonicamente per certificazioni di PEC e emissioni di firme. Lavoro all'ICT anch'io e sono una collaboratrice di Roberto Costantin.
Allora, che cosa vediamo in questo breve incontro? Io vorrei fare una veloce carrellata sulle caratteristiche del PEC che sono messe a disposizione del sistema Namirial poi concentrarci sulla migrazione, in particolare sulla sincronizzazione dei messaggi tra il sistema Aruba e quello Namirial. Quindi che cosa dovrà fare il titolare della PEC per sincronizzare i messaggi e copiarli da un sistema all'altro. Caratteristiche della PEC Namirial. Allora, è una PEC, una tipologia standard. Inbox, la dimensione è, quindi per la posta in arrivo ci saranno 10 giga a disposizione. Per quanto riguarda invece la dimensione dell'archivio di sicurezza saranno 24 giga. Potete inviare un messaggio a 1000 destinatari contemporaneamente e un allegato di 100 mega. Attenzione che la dimensione dell'allegato di questi 100 mega dovrà essere poi diviso per il numero dei destinatari. Se devo inviare un allegato a 2 destinatari non posso allegare più di 50 mega in questo caso. Naturalmente, scusate, faccio un piccolo inciso, sono presenti appunto i referenti di Namirial, ai quali chiedo, se dico delle cose poco esatte, intervenite tranquillamente, bloccatemi e dite chiaramente quello, insomma, correggetemi tranquillamente se sbaglio. Grazie. Ecco, una novità, una cosa in più, diciamo, messa a disposizione dai sistemi Namirial è quest'area di storage che ci dà la possibilità di inserire messaggi allegati che superino i 100 mega. Quindi è una soluzione in più, per cui se devo inviare un messaggio che superi il limite consentito, posso inserire il messaggio in quest'area di storage e al destinatario inviare un link, il quale lo utilizzerà appunto per accedere a quest'area e scaricare il messaggio. Altre caratteristiche, la ricezione di posta convenzionale. Allora, ogni gestore potrà scegliere come gestire i messaggi provenienti da indirizzi che non siano PEC. Può rifiutare totalmente i messaggi oppure inoltrarli ad un altro indirizzo, in questo caso magari posta convenzionale, inoltrarli quindi ad un altro indirizzo oppure racchiuderli all'interno di una busta di anomalia che verrà poi analizzata dal sistema anti-spam. Archivio di sicurezza, abbiamo detto 24 giga, che cos'è? È una cartella che contiene la copia dei messaggi che arrivano nell'inbox. Anche in questo caso il gestore potrà scegliere se abilitare o disabilitare l'archivio di sicurezza, archiviare, quindi abilitare per una copia delle PEC, di solo delle PEC, oppure delle PEC e anche delle ricevute. Archiviare le PEC, anche quelle in uscita, e inoltre abilitare o disabilitare l'accesso IMAP all'archivio per consentire di accedere all'archivio di sicurezza anche da un client di posta elettronica e non solo da web mail. Ovviamente tutto questo il gestore lo potrà fare e potrà modificare le impostazioni completamente in autonomia. Notifica della ricezione PEC, anche qui il gestore potrà scegliere se inserire una mail convenzionale
avere quindi in quella mail la notifica di una ricezione PEC ricevuta. Alla fine delle 24 ore avrà anche la possibilità, quindi ogni 24 ore avrà anche la possibilità di avere una notifica giornaliera via mail che riassuma la situazione delle PEC ricevute appunto in queste 24 ore. Altro dato importante, altra caratteristica importante, che tra l'altro mi è stata anche richiesta da qualche titolare di PEC, la multiutenza. Il titolare ha la possibilità di nominare, di dare un account a uno o più collaboratori, i quali potranno quindi entrare all'interno della casella PEC o solo in consultazione, quindi solo per visualizzare, ma non potrà né inviare messaggi, né cancellarli e nemmeno creare cartelle, sottocartelle, spostare messaggi, oppure consultazione e gestione, quindi significa che l'utente potrà consultare, ma potrà anche gestire con spostamento di file, creazione di cartelle e così via, oppure avere l'accesso completo. Questa sarà una scelta che dovrà fare il titolare della casella PEC. E la possibilità anche di scegliere la durata di questa abilitazione, se 3 mesi, 6 mesi, illimitata, oppure impostare una data specifica. Bene, calendario adesso vediamo un attimo il calendario delle attività. Abbiamo bloccato dal 1° di settembre fino al 1° di ottobre, quindi in questo mese non creeremo nessuna PEC nuova, questo per darci la possibilità di migrare tutte le PEC e di non avere una situazione un po' diciamo di problematica con PEC nuove che stiamo nel frattempo creando. Quindi un mese di stop. Il 5 di settembre Namirial cosa farà? Creerà le caselle PEC, tutte quelle caselle PEC, ovviamente non quelle che durante l'ultimo censimento ci avete chiesto di revocare, quindi solo quelle che volete mantenere attive, verranno create sul sistema Namirial, mantenendo ovviamente gli stessi titolari e le stesse impostazioni. Saranno ancora disabilitate, cioè verrà creata semplicemente l'alberatura, le cartelle vuote. Dal 12 settembre, e ripeto, dal 12 settembre, non il 12 settembre, nel senso che arriverà al titolare una mail, non tutte il 12 settembre, ma dal 12 in poi. Il titolare riceverà una mail di benvenuto da Namirial, nella quale ci sarà diciamo, elencato ci saranno elencati tutti i passaggi per effettuare la sincronizzazione, per attivare la sincronizzazione dei messaggi dalla casella Aruba alla casella Namirial. Il 30 di settembre sarà una giornata molto importante perché in quella giornata là ci sarà lo switch dei sistemi. Le caselle vengono attivate presso i sistemi Namirial e verrà chiuso il sistema Aruba. Che cosa succede precedentemente, cioè fino al 30 di settembre? Da quando supponiamo che il 12 vi arrivi la comunicazione della sincronizzazione dei messaggi. Voi attivate la sincronizzazione, quindi tutti i messaggi li troverete nel sistema Aruba e nel sistema Namirial. Dal 12 fino al 30 di settembre
i messaggi saranno praticamente duplicati, cioè li troverete sia nel sistema Aruba, sia nella casella Aruba, sia nella casella Namirial. Il 30 di settembre verrà bloccato e disattivato a questa sincronizzazione. Quindi si chiuderà il sistema Aruba per attivare definitivamente il sistema Namirial. In questa data, l'abbiamo scritto proprio in rosso, in questa data, cioè il 30 di settembre, probabilmente sarà un discorso di qualche ora, ma non si sa mai, incrociamo le dita, prendiamo tutte le 24 ore di questo 30 di settembre, non possiamo assicurare che arrivino messaggi e che possono partire messaggi sia sulla casella Aruba che sulla casella Namirial, proprio per questo passaggio, questo switch dai due sistemi. Dal 1° ottobre lo switch sarà completato e le PEC inviate in arrivo, eccetera, saranno attive solo sul sistema Namirial. Quelle invece di Aruba saranno disponibili solo in consultazione e solo fino al 31 di ottobre. Dopo il 31 di ottobre saranno cancellate, quindi non potrete accedere nemmeno in consultazione. Cosa dovrà fare il titolare? Dopo lo vediamo in maniera più, diciamo, più dettagliata. In linea di massima, alla ricezione della mail di benvenuto che arriverà da parte di Aruba, dovrà collegarsi, cliccare sul link indicato all'interno della mail e dovrà attivare con il processo che tra un po' vi indico, attivare la sincronizzazione. Nella sincronizzazione, attenzione, non verranno copiati i messaggi che sono all'interno dell'archivio di sicurezza. Quindi precedentemente voi dovete utilizzare questo mese, diciamo, per fare un backup dell'archivio di sicurezza ed eventualmente anche fare un backup di quelle caselle che non verranno migrate e delle quali voi avete chiesto la revoca. Eventualmente anche configurare i client di posta e gli applicativi. Applicativo mi viene in mente il protocollo, eccetera. Nella mail di benvenuto ci saranno tutti i dati per la configurazione, quindi l'IMAP, il POP, l'SMTP, cioè tutti gli indirizzi di server di posta in entrata e in uscita. Quindi avrete tutte le indicazioni sulla mail di benvenuto. Ecco, adesso passiamo in particolare proprio a vedere proprio punto per punto cosa succede e cosa dovrà fare il titolare della PEC per attivare la casella Namirial e attivare la sincronizzazione, avviare la sincronizzazione. Questa è una parte del messaggio di benvenuto. Vedrete che c'è appunto scritto che per accedere alla casella da web e mail utilizzare questo link, nome utente, password. La password ovviamente è una password temporanea. Voi dovrete cliccare sul link proposto dalla Namirial e successivamente potrebbe comparire questo messaggio di reindirizzamento. Se vi compare questo messaggio, basterà semplicemente cliccare sul link proposto e a questo punto, una volta cliccato su quel link, vi comparirà questa finestra che vi darà la possibilità di inserire il nome utente, che è quello che trovate nella pagina di benvenuto, e la password temporanea, che è sempre quella che trovate nel messaggio mail di benvenuto. Nel passaggio successivo vi verrà chiesto di accettare le clausole del contratto
e quindi di resettare la password. Vi verrà chiesto successivamente di inserire la password nuova, quindi dovrete scegliere una password, solito diciamo indicazione 12 caratteri, maiuscolo, minuscolo, lì sotto poi in rosso avete tutte le indicazioni. Se la password viene accettata, questa è la finestra che vi comparirà. A quel punto dovete cliccare su quel link, vai alla webmail, e questa è la finestra che vi permetterà di attivare la sincronizzazione dei messaggi. In basso, adesso non so se riuscite a leggere abbastanza facilmente, comunque nella barra blu in basso di questa finestra c'è scritto: attenzione, a breve questa casella PEC verrà attivata prendendo il posto di quella attuale in dismissione. Sotto ancora, per copiare tutti i tuoi messaggi, clicca qui. Quindi dovrete cliccare su quel link, clicca qui, per visualizzare la fase successiva e far partire la sincronizzazione. Qui che cosa vi viene chiesto? Vi viene chiesto la casella PEC, quella attualmente in Aruba, il sistema Aruba, comprensivo di dominio, e vi viene chiesto la password, che non è la password quella che avete appena modificato, la password nuova, ma è quella che utilizzate per entrare nel sistema di Aruba. Cartella di destinazione, questo lo trovo una cosa molto interessante, vi faccio vedere la schermata successiva, vi dà due possibilità. Copia il contenuto nella cartella denominata come indirizzo PEC o copia il contenuto nelle box. Cosa significa? Significa che nel momento in cui voi cliccate per attivare la copia di messaggi, questi messaggi copiati dalla cartella di Aruba o li inserite tutti nella cartella inbox, quindi messaggi inviati, ve li trovate tutti lì, oppure saranno inseriti tutti all'interno di una cartella, che sarà ovviamente all'interno della cartella presente nel sistema Namiria, con all'interno tutti i messaggi che si trovavano nel sistema Aruba. È una scelta vostra. Io vi consiglio la copia del contenuto nella cartella denominata con indirizzo PEC, perché così lì voi sapete che lì all'interno di quella cartella ci sono tutti i messaggi che avevate prima nella PEC di Aruba. Ma è una scelta assolutamente vostra, personale, insomma, che può operare il titolare tranquillamente. A questo punto si avvia, vedete quel pulsante verde, si avvia la sincronizzazione e la sincronizzazione è partita. Allora, a questo punto che voi spegnate il computer, che voi usciate dall'applicativo, eccetera, la sincronizzazione intanto va avanti e prosegue. Se la sincronizzazione l'avete attivata alle 10 della mattina, avete fatto questo passaggio, questa sincronizzazione alle 10 della mattina, ogni giorno alle 10 della mattina riparte la sincronizzazione e quindi va a copiare quei messaggi che nel frattempo sono stati sono arrivati, sono inviati in quell'arco di tempo. Quindi ci sarà fino al 30 di settembre una copia, diciamo, dei messaggi nel sistema Aruba e una copia nel sistema Namirial. Se volete vedere lo stato dei messaggi, potrete entrare tramite la webmail in impostazioni, nella voce preferenze, in PEC copia messaggi da account e lì, come vedete sulla destra, avete lo stato della sincronizzazione. Ecco, questa è
diciamo, la finestra che vi compare. Come vedete, prima è stato scelto di di inserire i messaggi all'interno di una cartella denominata con il nome della PEC. Infatti qui abbiamo egovernment_regione@PEC Veneto. Ha semplicemente sostituito i punti con l'underscore, ha creato la cartella con quel nome della PEC, all'interno ha creato inbox e qui troviamo gli 83 messaggi che erano presenti nell'inbox della PEC nel sistema Aruba. Il risultato della migrazione, sì, dal 1° di ottobre si bloccherà, diciamo, finirà la sincronizzazione di messaggi, si utilizzerà soltanto il sistema Namirial. Questa più o meno è l'interfaccia della web mail. A sinistra troviamo le solite cartelle, posta in arrivo, bozze, attività, eccetera. Nella parte centrale le PEC, sotto il messaggio, il contenuto della PEC, e sulla destra, su quel riquadro a destra in basso, poi potrete visualizzare gli allegati. Ecco, questo è quello che dovrà fare il titolare. Quindi un'operazione abbastanza semplice. Queste slide comunque verranno messe a disposizione, le manderemo via mail, le metteremo anche a disposizione sul sito internet, in modo tale che avrete la possibilità di consultare e di vedere passo passo quello che il sistema vi propone nel passaggio nella migrazione. Se eventualmente avete delle difficoltà, se è successo qualcosa, se sono delle problematiche, potete scrivere a documentidigitali@regione.veneto.it. Vi chiediamo di scrivere nell'oggetto il nome dell'amministrazione e assistenza migrazione PEC, in modo tale che noi sappiamo che quella mail riguarda la migrazione del PEC, e daremo ovviamente la visualizzeremo immediatamente. Ovviamente all'interno metterete la descrizione del problema, eventuali screenshot, e non dimenticate di mettere nome, cognomi, mail e telefono di chi ha scritto la mail e aperto la richiesta. Per quanto riguarda le firme digitali, solo 2 parole per dirvi che le firme digitali non saranno più smart card, ma saranno delle firme con OTP. Tutte firme, quelle che vi daremo, saranno tutte firme remote e con OTP. Ecco, io ho terminato. Se ci sono domande, se vuole... Anna, ci sono un bel po' di domande. Ci sono un bel po' di domande, e chiedo anche a Namirial in caso di intervenire o di integrare quello che io ho detto. Insomma, io ho fatto una piccola sintesi. Interrompo la condivisione. Eccoci qua. Sì, se i colleghi di Namiria non hanno nulla da integrare, forse la cosa migliore... Ho detto tutto in modo molto dettagliato da Anna. Se vogliamo passare alle domande. Sì, anche perché sono arrivate molte domande, alcune sicuramente saranno simili, quindi chiedo anche alla regia, cominciamo a dare risposta. Federica? Va bene, vuoi leggerle tu, Roberto? Le leggo io. Allora, innanzitutto i documenti, quindi la presentazione, sarà anche la registrazione di questo webinar, saranno disponibili nel sito che poi la regia comunicherà. E quindi la prima parte, per le prime domande, riguardavano proprio se le slide erano disponibili.
Poi vado a leggere così, assieme a voi. Anche, scusami Federica, anche chi è collegato può leggere la chat, riesce a vedere le mail la chat di tutti? Sì, certamente. Perfetto, benissimo, quindi io le leggo, ma comunque. Quindi il 30 settembre non assicurano invio e ricezione di messaggi. Come sappiamo se non arriva qualcosa? Qua chiedo aiuto alla regia, nel senso alla Miriam. Forse non lo Buongiorno. sappiamo. Vai. Prego Fabio. Se volete provo a dare una risposta io. Diciamo, dipende, è una situazione di interregno, quella del 30 settembre, quindi normalmente potrebbe accadere che le mail arrivano e quindi tutto il giro si conclude felicemente e poi vengono le mail che arrivano su Aruba vengono poi copiate su una Miriam, quindi voi ve le ritrovate dall'altra parte. Oppure potrebbe avvenire che siamo proprio nella fase precisa in cui il dominio non è proprio in fase di migrazione e quindi il mittente teoricamente dovrebbe ricevere un messaggio di errore. Però questo, e quindi poi dopo dovrebbe riprovare a rinviare il messaggio. Ecco, queste sono le situazioni, però non lo garantiamo, è un momento di interregno e quindi dobbiamo considerare anche che il circuito della PEC non arrivi a buon fine, però se non viene e non arriva a buon fine, il mittente non riceverà la ricevuta di consegna. Quindi il mittente sa se la consegna è andata a buon fine oppure no. Sì, Flavio, poi noi abbiamo scelto la data del 30, che è un venerdì, quindi abbiamo cercato di farlo proprio Sì. fine settimana e in quel periodo poi sabato e domenica insomma non dovrebbero arrivare chissà quante PEC. Una cosa Flavio chiedo anche a te, più o meno di solito questo interregno quanto può durare? Una stima chiaramente, estimato insomma. Allora, la normativa sono 24 ore, tendenzialmente in 6 ore dovrebbe concludersi, però questo è... Quindi la finestra, se va tutto bene, di 6 ore, speriamo che in Sì. quelle 6 ore insomma non ci Sì, sia una montagna però di... diciamo ci siamo presi 24 ore per qualsiasi Certo. problema che potrebbe venire fuori per poterci gestire ogni problema, insomma. Certo. Invece chiedo faccio una domanda ora, perché vedo la prossima chat è: possiamo ricevere le slide? Chiedo alla regia, possiamo inviare le slide o mandiamo il link per poi, affinché poi ognuno può scaricarle? Ma possiamo mandare anche una mail a tutti i partecipanti inviandola in allegato. Ok, Poi perfetto, magari va bene, daremo allora la anche un prepariamo. link, in più daremo il link dove potranno trovare la registrazione. Ottimo, perfetto, benissimo. Poi vediamo. E Ruggero poi tra Dall'Aglio. l'altro, scusate, intervengo, io credo che manderemo il sunto di queste slide, cioè quindi tutta la fase della migrazione, eccetera, a tutti i titolari delle PEC. Certo. Qui ce ne possono essere una parte, ma manderemo la comunicazione a tutti. Anche a chi non ha Titolari. partecipato. Sì, in modo Certo. tale che abbiano un manualetto di poche pagine, insomma. Certo. Allora, Ruggero Dall'Aglio. 1. Ci sono vincoli temporali sulla disponibilità dei link agli allegati di grandi dimensioni? Cioè, ho capito, Ruggero dice, poiché i file di grandi dimensioni possono essere messi in un'area di storage temporanea, per quanto sono disponibili in quest'area di storage? E chiedo ovviamente a Anna Miriam. Allora, il vincolo temporale, l'area di storage ha una dimensione, quindi il vincolo temporale non c'è, è legato alla gara, puoi impostarlo te perché puoi dare una scadenza, oppure puoi, diciamo, metterlo sufficientemente lungo, tuttavia potresti andare a saturare quello spazio, quindi aver necessità tu di andare a cancellare. Chiaro, chiaramente. Poi 2, sempre Ruggero, è attivabile la notifica di ricezione di email ordinarie. Allora, le PEC abbiamo visto di sì. È possibile avere la stessa comunicazione e notifica anche per una mail che arriva sulla nostra casella PEC, ma Che sarebbe mail... un'anomalia di messaggio. No, sull'anomalia di messaggio no, però ci sono i filtri
Quindi uno potrebbe costruire un filtro per dire: guarda, inoltrami su una posta ordinaria questa anomalia di messaggio, però si può fare in due modi, no? O fare entrare dentro la posta ordinaria, che viene quindi imbustata in un'anomalia di messaggio, e fare una regola sull'anomalia di messaggio, oppure dire subito: non accetto posta ordinaria all'ingresso, ma la inoltro su un secondo indirizzo. Ah, quindi due possibilità, chiarissimo, Sì. perfetto. Penso che su questo, Ruggero, è chiaro, si può fare in entrambi i modi, quindi direi di sì. La risposta è sì. 3. La copia dello storico effettuabile con qualche tool, quindi dell'archivio storico. Sì, e forse qualche una semplice indicazione può darle il collega Alessio Scarpisi. Alessio. Sì, salve, buongiorno, sono Alessio Scarpisi. Riguardo a questo tema qui, in effetti esistono parecchi tool in commercio e anche gratuiti. Io ne segnalo uno su tutti, si chiama Mailstore Home. Si può scaricare e configurare. Ovviamente questa attività resta a carico degli enti. Comunque segnalo il fatto che è un'attività abbastanza semplice, perché di fatto il client deve semplicemente collegarsi alla casella di posta o eventualmente anche all'archivio, e quello che di fatto fa è creare una copia in locale dei messaggi che sono sull'area IMAP. Questa è una buona notizia, come potete immaginare, quindi sì. Scusa, Anna. No, dicevo, magari scrivetelo qua scrivete il nome di questo tool sulla chat. Ok, chiediamo a Alessio di qualcuno. scrivere sulla Sì, chat. C'è. ripeto, è semplicemente un'indicazione così di massima, perché è uno strumento che ho utilizzato nella mia esperienza altre volte, ma facendo una breve googleggiata se ne trovano anche tanti altri. Lo ripeto, è Mailstore Home. Sì, ecco, noi non daremo assistenza sull'uso di questi tool, ecco, questo volevamo dirvi. Su tutto ciò che invece è stato presentato da Anna, sì, c'è l'assistenza nostra e di Namiria, invece questo tool ve lo suggeriamo, come ha detto Alessio ce ne sono tanti altri, poi insomma vedete voi, nel senso è un'operazione che ogni singolo titolare o comunque il referente dell'amministrazione può utilizzare per scaricare anche l'archivio storico. Poi vediamo, andiamo avanti. Emanuele Vezzola, tutti i parametri necessari per configurare i diversi applicativi, in particolare il protocollo, saranno contenuti in una mail di benvenuto? Sì. Vero Flavio? Sì, sì. Esatto. Poi Adriano Cognolato, in questo tempo è possibile configurare e scaricare per prove le PEC nel nuovo sistema? Quindi da quando vi arriverà, in questo tempo cosa intendi? Scusami Adriano, cioè perché voi a oggi non ne sono state ancora create le vostre caselle sul server di Aruba, non le abbiamo ancora create. In Namiria. Di Namiria, scusami, ci sono quelle su Aruba, ma non ci sono quelle su Namiria. Lì fate un'operazione che noi abbiamo pianificato assieme a Namiria e che cominceremo a lavorarci la settimana prossima. Quindi per ora, Adriano, no, non è possibile proprio per il motivo che ti ho spiegato. Non esistono ancora le vostre PEC nei server di Namiria. Posso aggiungere una nota? Nel momento in cui riceverete la mail per poter accedere, voi accederete con la password che vi abbiamo dato e accetterete le condizioni, e a quel punto imposterete la sincronizzazione. Una volta fatto questo, la casella è disponibile per accedere sia col canale di posta che con la webmail, però non potrete né spedire né ricevere. Però tutte le altre operazioni potete farle, quindi potrete, se avete un cliente di posta, potete spostarci delle mail, potete, diciamo, creare delle cartelle, eccetera. Però ricordatevi sempre, c'è una domanda anche successiva, forse anticipo la risposta, che comunque quando viene fatta la sincronizzazione dalla casella Aruba viene copiata l'intera struttura. Ok, quindi tutte le operazioni che farete su Aruba verranno replicate
sulla struttura di Namiria. Quindi se su Aruba operate normalmente, quindi aggiungete cartelle, spostate file senza nessuna preoccupazione, sapendo comunque, avendo la consapevolezza che queste operazioni verranno ripetute sulla casella di Namiria. Quindi una volta che poi dopo attiverete Namiria e diciamo ci sarà lo switch, quindi a valle del 30, dell'evento del 30, voi vi troverete la stessa situazione che c'è, che avete lasciato su Aruba. Quindi sono continuamente in sincro. Sì. Perfetto, benissimo. Altra domanda di Alberto Bertoldo. Sì, abbiamo già risposto. Essenziali di disporre delle registrazioni delle slide. Sì, Alberto, ti confermiamo. Poi Alessandro Bonaldi. Buongiorno, il 1° ottobre di sabato. Confermate che tale giorno funzioneranno gli account col nuovo gestore? Confermiamo. Confermiamo. Poi salvo situazioni imprescindibili, imponderabili. Ecco. Poi vediamo Roberta Bissa. Buongiorno, 2 domande. Primo, la migrazione va fatta da quando arriva il messaggio e dentro il 39? Beh, sì, se non so, scusate. Prego, prego. Dicevo, magari prima del 30, perché il 30 è proprio il giorno dello switch, quindi la farei prima. Prima la facciamo, e meglio è. Diciamo, io la farei appena arriva la mail, la attiverei sì, subito. anche Tanto abbiamo visto, sono pochi click, insomma. Sì, Roberta, considera una cosa. Nel momento in cui tu ti registri, modifichi la password temporanea ed attivi la sincronizzazione, da quel momento non hai più pensieri, perché come ti ha spiegato Flavio, le 2 caselle continuano a parlarsi e sono in sincro. Quindi qualsiasi modifica fai anche sulla struttura d'albero della mail di Aruba viene automaticamente riportata su quella di Namiria. Questa è una grande forza, perché dal 1° di ottobre ti troverai proprio una clonata la struttura e il contenuto della PEC di Aruba. Quindi io fossi in voi lo farei veramente al più presto. Poi aspetta che scorsa me la son persa. Poi seconda domanda sempre di Roberta. Visto che il 30 settembre non è garantito invio e ricezione di messaggi, a chi manda una PEC in quel momento viene inviato un messaggio di impossibilità di recapito? Abbiamo detto prima che il mittente sa sempre se la mail, il suo invio è andato a buon fine attraverso la ricevuta di consegna. Quindi se c'è la ricevuta di consegna è sicuro che il giro si è concluso, altrimenti no, e quindi deve riprovare. Quindi il mittente che ha l'onere di riprovare. Sì. Perfetto. Ennio Daniel. Noi utilizziamo la PEC come sistema di ricezione e di invio PEC tramite la nostra procedura di protocollo. Sarà possibile configurare ancora la nostra procedura nei nuovi sistemi? Assolutamente sì, lo facciamo anche noi Regione. Possiamo effettuare tale switch off a partire da quando ci verrà inviata la mail di benvenuto, cioè dopo il 12/9? No. No, perché la casella Namiria esiste ma non è attiva, come diceva Flavio. Non può né spedire né ricevere. Esatto, quindi è funzionale alla sincronizzazione, cioè lo facciamo prima per dare il tempo a tutti gli utenti di configurare la sincronizzazione e noi di spostare tutti i contenuti, no? Serve a quello attivarsi prima. Ok, Stefano Fornasiero, gli allegati di grandi dimensioni, anche se inferiori ai 100 MB, ad esempio 40, è possibile comunque metterli nello storage dove poi il destinatario potrà scaricare i file? Sì, vero Flavio? Sì, direi di sì, certo, non è un obbligo. Cioè, il vantaggio grosso c'è nel fatto di inviare un file di una dimensione anche relativamente grande, piccola, diciamo, anche di 10 mega, no? Se uno volesse mandare, ad esempio, a 1000 destinatari 10 mega non lo potrebbe fare adesso, no? Perché ovviamente c'è il limite di 100 e il limite si calcola come Flavio, ti sei frizzato. Dimensione del messaggio per da 10 mega e invio a 2 destinatari, o il peso della mail è 20 mega, ok? Quindi con questo criterio ragionate sui limiti. Mentre se usate moltiplicare per i destinatari, giusto? Perfetto. Sì. In quel caso là, anche se sotto i 100 mega, conviene metterlo nel... Se usi il link, a quel punto tutto cambia, ok? Tutto cambia. Perché il peso non c'è più. Chiarissimo. Vincenzo Pinola, ma quindi non viene rispettata la divisione delle cartelle sotto cartelle che abbiamo creato nella casella Aruba? I messaggi saranno tutti copiati nella medesima cartella, abbiamo risposto, non è così perché viene proprio, è un clone. Giusto Flavio? Sì, vengono ricreate tutte le cartelle sotto cartelle. Sì. Perfetto.
Perfetto. Perfetto. Poi cosa c'è ancora? Alessandro Nessen. Quasi tutte le nostre cartelle PEC sono utilizzate direttamente dal sistema di protocollazione. È possibile cominciare a testare già dal 12? Abbiamo detto di no, per il motivo che è stato spiegato. Luca Barattin. Nel nostro caso, come Unione Montiana al Pago, abbiamo la PEC sincronizzata con il gestionale e io in 3 anni che sono qua non ho mai acceso alla PEC su Aruba, ma arrivano messaggi sul gestionale, ovvero va bene. Come dobbiamo procedere? Dovete parlare a questo punto, se non l'avete fatto voi, parlare con Maggioli che intervenga su Sicra per riconfigurare con gli indirizzi che vi arriveranno sulla mail di benvenuto credenziali nuove. Vanno comunicate credenziali nuove e i puntamenti. E i puntamenti, esatto. E avete una mail di benvenuto, quindi girate anche la mail di benvenuto, magari avendo cura di togliere, di mettere la password che avete cambiato, perché quello lo dovete fare. Però la cosa, diciamo, per le caselle di protocollo, tendenzialmente sono vuote, no? Ora questo è gestionale, probabilmente un po' diverso. Normalmente le caselle di protocollo sono vuote, quindi la fase di sincronizzazione, diciamo, fatela, però insomma non è critica. Ah, ok, perfetto. Adriano Cognolato, buona domanda. Sentite questa. Abbiamo un sistema che entra, scarica ed elimina la posta al collegamento successivo dopo un'ora. Se ogni giorno si collega ad esempio alle 10 non avrò tutte le PEC. Sì. Credo di sì, Flavio, sia così. O no? Eh sì, perché se la PEC se nel momento in cui il sistema si collega per fare la sincronizzazione, sincronizza ciò che trova, immagino. E però vuol dire che il sistema, diciamo, client della casella di Aruba fa il suo mestiere. Poi nel momento in cui c'è lo switch, lui prova ad andare su Aruba e non trova nulla. Basterà cambiare i puntamenti, andare su una mail e troverà quello che non c'è su Aruba. Quindi c'è assolutamente continuità di servizio, insomma. Le mail o sono da una parte o sono da quell'altra, quindi per tutti i software gestionali, il protocollo, che si comportano andando a scaricare e cancellare, non c'è nessun problema. Ok. Thomas Trevisan, buongiorno. Dato che il 30 settembre non è garantito invio e ricezione di messaggi, è meglio che ci inviate una PEC con tale informazione ufficiale. In caso di contestazione potremo dimostrare la motivazione del mancato invio o ricezione. Ricordo che la casella PEC è indirizzo su indice PA per evitare contestazioni con chiaro. Sicuramente per noi non è un problema mandarvi una mail con la quale vi diciamo che... Certo. Sì, cioè dirvi che avremo delle operazioni di migrazione nessuno ce le può contestare, ci mancherebbe altro. Abbiamo fatto una gara, un bando, è stato vinto da nuova RTI e quindi sono operazioni che comunque non possiamo non fare. Le cose cerchiamo di farle impattando il meno possibile sull'operatività degli enti, cerchiamo di farle appunto di venerdì. La normativa prevede 24 ore di tempo. Come ha detto Flavio, cercheremo di ridurle a 6 o anche meno se possibile, poi per i miracoli ci stiamo attrezzando. Comunque, se la richiesta anche però, scusa Roberto, che il mittente non riceve il certificato di consegna, quindi la ricevuta di certo, consegna. Cioè, attenzione, là quello che volevo dire, hai ragione Anna, il circuito nazionale delle PEC, la norma, prevede che una PEC non venga consegnata, signori. Può succedere, ma non perché facciamo l'immigrazione, perché in quel momento il server del destinatario non è raggiungibile. E in quel caso, il caso è simile, quindi significa che chi invia deve anche avere l'accortezza di vedere se la ricevuta, la famosa ricevuta di ritorno, no? Firmata a mano da chi riceveva la PEC cartacea, mi ritorni, perché se non mi ritorna mi suona un campanello. Comunque, sicuramente, e questo però non possiamo farlo noi, potreste voi in vicinanza del 30 settembre a tutti i vostri contatti, che sapete che quelli che conoscete ovviamente, quelli che non conoscete non potete fare, potete avvisarli dicendo che il 30 di settembre c'è una migrazione, c'è un passaggio di fornitore, quindi nelle 24 ore la PEC potrebbe non essere raggiungibile, quindi verificare la ricevuta di consegna. Questo sicuramente è una buona prassi. Poi Giuseppina Carmignato, per la configurazione degli applicativi, si deve aspettare il 1° ottobre, può essere fatto nel corso della settimana precedente?
Flavio, 1° ottobre. Sì, abbiamo risposto Poi, prima. scusate, potete ripetere la domanda? Per la configurazione degli applicativi, esempio protocollo, si deve aspettare il 1° di ottobre o può essere fatto nel corso della settimana precedente, per il motivo che abbiamo detto, 1° ottobre? Può essere fatto anche prima, però assumendo che fino al 1° ottobre, dal momento in cui lo configuri a valle dello switch, quindi diciamo il 1° ottobre, tu non riceverai i nuovi messaggi. Poi te li ritroverai il 1° ottobre tutti sulla nuova casella, però in quel momento, quindi è un'accortezza, dipende da voi, credo che decidete, insomma, più se avete possibilità io lo stopperei il 29 poi lo riprenderei il 1° ottobre se avete possibilità, altrimenti configuratelo anche qualche giorno prima con quella consapevolezza. Che però lo sai che da quel momento tutto ciò che ti arriva solo, queste sono sempre allineate, giusto? Corretto. Ok, Anna Tempestoso, per le mail Aruba cosa accadrà? Accadrà questo, che dal 1° ottobre succederà il contrario, nel senso che le mail di Aruba esisteranno presso i server di Aruba, ma non potranno più ricevere né spedire. E voi potrete comunque collegarvi per fino a fine ottobre, giusto Anna? Sì, Perché al 31 Aruba ci ha dato ottobre perfetto. e potete solo consultare. E scaricare se serve, insomma. Sì, sì, certo. Sì, certo, perfetto. Poi Alessandro Perrone, buongiorno, noi abbiamo delle caselle PEC, delle sottocaselle, si possono sincronizzare anche queste? Sì, abbiamo detto di sì. Lucia Automaticamente. Pizzol, i messaggi che gli utenti inviano il giorno 30 settembre verranno acquisiti il giorno 1/10/2022, ove è la possibilità di dispersione? Beh, credo sia stato già risposto, no? Se è andato bene l'invio, verrà copiato, il messaggio verrà copiato dall'altra parte. Se non è andato bene l'invio, significa che eravamo proprio nella fase di switch e quindi non arriverà a nessuna delle caselle, quindi né a Namiria né ad Aruba il messaggio, quindi è impossibile acquisirlo, però il mittente avrà contezza dell'esito negativo con o un errore evidente, quindi un avviso di errore, oppure la mancanza proprio di alcun avviso. Ecco, potrebbe succedere anche quello. Flavio, anzi, proprio chiedo a voi, voi che siete esperti, dimmi se sbaglio, cioè, io sapevo che il sistema di circuito delle PEC nazionali prevede che il mittente, la CA mittente, mettiamola così, provi a contattare per un certo arco di tempo la CA destinataria. Sì, non è la CA, provider PEC, diciamo, sì. Sì, vabbè, io chiamo CA per far capire, destinatario il sistema della PEC partente rispetto a, per un certo arco di tempo, che mi pare, ma correggetemi se sbaglio, fosse 24 ore. Corretto. Quindi se questo è vero, significa che, faccio un esempio signori, che se il nostro sistema non sarà raggiungibile per 6 ore, vuol dire che in teoria non dovrebbe essere persa neanche una PEC. Perché? Perché il sistema mittente prova a 24 ore di tentativi, quindi per le prime 6 ore non riuscirà a raggiungere la vostra casella, poi dopo 6 ore la casella è attiva e riuscirà a consegnare il messaggio. Più o meno, voglio dire che le dipende, caselle... non lo sappiamo, perché potrebbe, non dipende, allora sappiamo. funziona così se c'è perché ci sono due tipi di errori, degli errori terminanti e degli errori temporanei, no? Quindi il sistema mittente dice, il sistema destinatario mi ha dato un errore temporaneo, bene, allora io riprovo. Significa che ho altre chance, ok? Oppure il sistema destinatario mi ha dato un errore definitivo. Bene, e allora a quel punto o avviso il mittente oppure dipende a che livello accade. Tendenzialmente è come, diciamo, non dovrebbe essere del tutto gestito, cioè o lo sa il mittente o la mail arriva. Però ricordiamoci che è una situazione transitoria e quindi potrebbero avvenire delle situazioni imponderabili ed è per questo che la normativa proprio ci dà queste 24 ore. Perfetto, benissimo. Adriano Cognolato invece ci fa un'altra domanda relativa alle firme. Anche con SPID aziendali? No, Adriano, non ci saranno SPID aziendali nelle firme. Corretto? Emilia, al vero, Simone, non abbiamo SPID, non abbiamo mai parlato di SPID sulle firme aziendali, No, giusto? No, perfetto. Ok, Gino Pomini, le firme con OTP sono
me lo sono perso perché qualcuno ha scritto, Le firme con OTP sono compatibili con gli applicativi? Noi abbiamo Alley. Lo avete verificato? Cosa vuol dire? Allora, questo programma Alley, che non so cosa faccia, chiama un servizio di firma di Aruba, un servizio di firma automatica, oppure è un client dal quale si possono firmare i documenti con certificati Aruba? Non ho capito in che contesto viene utilizzato. allora chiediamo a Gino Pomini magari di scrivere nella chat e essere un po' più preciso. Quindi cose che dobbiamo chiedere a Gino, Simone? Nel senso, allora, se è un client di una specifica CA, come potrebbe essere quello che è utilizzato adesso per Aruba? No, Simone Alley fa protocolli, fa gestionali per i comuni. Allora vuol dire che all'interno di Alley sarà in grado, molto probabilmente, ma io farei un test, di collegarsi alla casella PEC di Aruba e allo stesso modo alla casella PEC di Namirial, una volta ovviamente configurati i dati della casella PEC. Scusa Simone, la domanda però mi sa che era riferita alle firme, non tanto alle PEC. Bisognerà che... La domanda nello specifico era: le firme con OTP sono compatibili con gli applicativi? Beh, no, perché gli applicativi richiamano sicuramente un web service adesso di Aruba e attendere SWS, che è il nostro, come sapete, come abbiamo già fatto qualche demo, è il nostro software che va a gestire le firme automatiche e anche con OTP. Quindi bisognerà configurare gli applicativi affinché puntino non più al servizio di firma di Aruba, ma al servizio di firma SWS di Namirial. Quindi riassumo, scusami Simone, la risposta è sì, dopo le opportune configurazioni. Scusate, dalla regia, scusate se mi interrompo, dalla regia mi dicono che se qualcuno vuole intervenire può attivare il microfono, tipo Gino magari. Sì, lo posso attivare io, ma questa persona se vuole esprimersi, ecco appunto, adesso gli lascio la parola. Può parlare se vuole. No, non lo sento. Gino? La regia dovrebbe averti attivato il microfono. Sì, ho attivato il microfono, ma non lo sento. Facciamo così, Federica, magari andiamo avanti quando Gino riesce a parlare, se ha desiderio. Ha il microfono attivato comunque. Perfetto, bene, grazie. Andiamo avanti. Allora, Stefano Mainardi, il client di Posta Namirial supporta la firma massiva. InfoCert di base, ad esempio, non lo supporta. Per massiva cosa si intende? Una serie di destinatari? Magari lascia una mira la risposta. Non si capisce, Roberto. Scusami, Simone? Non si capisce dalla domanda cosa intende per massiva. Ok, se Stefano Mainardi vuole integrare la chat, poi rispondiamo. Intenda firme multiple su documenti, più firme sul singolo file. No, più file sta scrivendo adesso. Infatti. Mi sembra si riferisca al client di firma Namirial, non di In questo caso però parliamo di client di firma, esatto. Esatto. La firma multipla è consentita, sì. Perfetto. Poi parliamo di firma certa, comunque già anticipo, visto che stiamo un attimino andando fuori tema, in questo caso il software che si occuperà appunto di gestire la firma sui documenti è firma certa. Se volete magari potete già anche... Però qua parla di firma massiva, non multipla. Firma massiva cosa significa? Un numero di... automatica allora.
Cioè, ad esempio, io carico 10 documenti e me li firma tutti su un'unica sessione? Si intende questo, Stefano? Ho attivato Ok. anche a Stefano Mainardi, se vuole parlare. Stefano, se vuoi. No. Ok. Comunque sotto poi sulla chat c'è scritto si intende la firma di più file in una sola volta, quindi abbiamo già confermato. Ok. Ok, poi Anna Tempestoso, come fare con Kubernetes? Sempre di firme immagino e sempre per l'integrazione come per il problema di Alley, quindi penso la risposta sia già stata data. Allora, bisogna sempre contestualizzare, bisognerebbe capire come questi applicativi chiamano il servizio di firma. Ok, se il servizio di firma appunto è un servizio di firma automatica piuttosto che un servizio di firma OTP, ci deve essere sicuramente un nostro software tra Alley e tutti quanti gli applicativi e appunto la CA. Quindi quello che è diciamo in piedi adesso, sicuramente con i certificati in Amirial non funziona. Certo è che vale la pena fare un test. Ok, va bene. Vediamo ancora. Avrei bisogno di maggiori dettagli circa le firme digitali. Lucia Pizzol. Beh, sicuramente le daremo, non è scopo di questo webinar, perché come avete capito a noi interessava soprattutto raccontarvi della migrazione. Considerate una cosa, che le firme gratuite che vi abbiamo dato e che sono attive di Aruba restano attive fino a scadenza. Quindi abbiamo un po' più tempo rispetto alle PEC, mentre le PEC abbiamo una deadline che è quella di chiudere da Aruba e attivare da Namirial, invece le firme possiamo rilasciarle mano a mano che scadranno i certificati, quindi abbiamo un po' più tempo. Scusa, Giusto, Roberto? Simone? Sì? Sarà progressiva come attività, cioè man mano che scadono Certo. i vecchi certificati andremo a gestire nuovi. Comunque, solo per rassicurare tutti, sicuramente non è la cosa più urgente, ma faremo magari un piccolo documento in cui vi spiegheremo quali sono le caratteristiche sia della PEC che della firma che distribuiamo gratuitamente e ve le faremo avere. Però, ripeto, adesso la nostra urgenza è la migrazione delle PEC, di non perdere neanche una casella e se possibile neanche una mail. E anche come attivare le firme. Certo, Tutto il processo, la stessa cosa. Vedo la regia con la mano alzata, per cui vediamo un attimo se la regia ha qualcosa da... No, adesso abbasso, scusate. Ah, ok. Poi ci chiedono se possono essere visualizzati i recapiti per l'assistenza, Francesca Michelin. Magari Anna, se riproietti un attimo la slide. Sì. Poi Luca Piacentini, alla scadenza... Ah, giusto, adesso sei entrata tu, Ecco, quindi non vedo la chat. adesso disattivo subito, comunque i contatti lasciala documenti Anna. digitali @regione.veneto.it. Questo... Aspetta che mi sono perso perché quando hai aperto si è chiusa. Interrompo la condivisione? No, lascia Anna. Secondo me lasciala, che così tutti possono... Io non perché leggo Luca tutto. Piacentini, alla scadenza del certificato delle vecchie firme, è possibile rinnovarlo una volta con il vecchio fornitore o si passa direttamente alle nuove firme? No, appena avremo attivo il contratto con Amilia, alla scadenza verranno rilasciate le firme in Amilia. Noi non le rinnoviamo quelle di Aruba. È scaduto il contratto. 1° ottobre scade il contratto con Aruba. Alessandro Della Libera, firma digitale. Le firme con certificati Aruba ancora validi devono essere migrate al nuovo servizio, sono valide fino alla loro scadenza naturale, Nicola Stocco, quando consigliate di cambiare la configurazione di protocollo con i nuovi parametri per non perdere alcun messaggio di PEC? Nicola, è già stato spiegato proprio direttamente, se possibile, la mattina del 1° ottobre, insomma, o al più tardi la notte del 30 settembre. Alberto Bortoletto, firma digitale con OTP anche per le ULS. Allora, Alberto, per le ULS c'è una questione particolare. Azienda Zero ha partecipato e ha presentato il suo piano di fabbisogni nel bando di gara. Quindi sono previste
tutta una serie di servizi, tra i quali le firme digitali, che però vi verranno erogate direttamente da Azienda Zero. Quindi sì, penso proprio di sì. Quindi ti consiglio di sentire Azienda Zero per questo, però posso anticiparti che Azienda Zero ha previsto un piano di approvvigionamento di firme. Carlo Giacomelli, le firme che attualmente abbiamo con Aruba, la scadenza si dovrà chiedere un nuovo rilascio con Amirial? Sì, certamente, magari per tempo, nel senso che prima un pochino prima che la firma di Aruba scada. Alberto Bertoldo, messaggio di errore o una ricevuta di mancata consegna? Ah, ok, è il famoso discorso, Flavio, che hai fatto tu prima. Dipende. Esatto. Dipende. Non siamo in grado, non è qualcosa che è possibile prevedere prima. Tendenzialmente sì, però potrebbe anche essere che non arriva la consegna, ecco, quindi è importante quello, che non arrivi niente, ecco, quindi è la consegna a determinare in modo certo se il giro si è concluso con successo. Ecco. Certo. Poi non riesco a leggere chi è, forse ancora Alberto. No, sono andato troppo oltre, scusate, mi sono perso perché ho avuto lo scorrimento. Messaggio di errore. Ecco, Alessandro della Libra, le firme digitali esistenti possono essere convertite e trasferite a nuova gestione, più che convertite vengono rilasciate ex novo, come abbiamo spiegato a scadenza. Poi Fabio Trevisan, le firme esistenti rimangono valide fino alla scadenza naturale? Assolutamente sì, certamente. Fabio Argenti, usando Sicredi di Maggioli, come si dovrà gestire la transizione? Allora, se stiamo parlando delle firme, vi ha già spiegato, sia per le firme che per le PEC è già stato spiegato, comunque per la PEC va riconfigurato i nuovi indirizzi verso i server di Namiria. Anna Levarato, una volta ricevuto la mail di istruzioni, quanto tempo abbiamo per effettuare l'attività di cambio password? Penso fino al 30, giusto Flavio? Sì, prima è lo stesso il cambio password, allora il cambio password si può fare fino al 30, dopodiché una volta fatto ed entrati nella casella c'è la possibilità di sincronizzare, quindi quello magari lo farei un pochino prima. Se non interessa la parte di sincronizzazione si può fare anche successivamente allo switch, il cambio password, però con la consapevolezza che si perde poi dopo il traffico che c'è. Dal momento che abbiamo switchato al momento in cui si è fatto il cambio password. Certamente. Allora. La sincronia funziona anche per la posta inviata? La gestione della multiutenza come è gestita? La sincronia si funziona per la posta inviata, certamente. La multiutenza mi pare che loro possono entrare nel pannello della specifica casella PEC e gestirsela, giusto? Esatto. Sì, c'è un pannello, c'è una scheda apposta nella casella PEC dove diciamo, il titolare della casella può generare un invito, invitare un collaboratore a utilizzare la propria casella, uno o più collaboratori, e può decidere anche che funzionalità concedergli a questo collaboratore e può sempre controllare l'accesso del proprio collaboratore disabilitandolo quando lo ritiene più opportuno. Quindi è dalle impostazioni della webmail. Certo. Nicola Stocco, come consigliate di comunicare lo stop temporaneo del 30 settembre per il servizio PEC e protocolli ai cittadini dei comuni? A questo punto io userei il portale comunale. Un bel warning nella home page in modo tale che si avvisa che potrebbero esserci questi disservizi per questo, quindi sul portale. Se poi avete degli indirizzi di mittenti con i quali insomma che vi scrivono spesso, io manderei anche una PEC a loro avvisandoli, così se la vedono anche scritta con qualche giorno in anticipo e così capiscono, magari chiedete l'accortezza di verificare che la PEC sia stata veramente consegnata in questa finestra temporale. Io farei così, insomma. Thomas Trevisan, però sabato a domenica la durata massima di servizio di 24 ore. Namiria garantisce il completo servizio anche di verifica di funzionalità con dei test? Non ho capito cosa chiede Thomas Trevisan.
Flavio, tu riesci a capire No. come rispondere? Allora chiedo alla regia se magari può attivare il microfono a Thomas Trevisan, che così ci può chiarire meglio. Forse sta Sì, chiedendo, certo, un attimo. forse sta chiedendo se, se poi dal 1° ottobre verranno fatti dei test, se tutto è andato a buon fine, forse. Buongiorno. Buongiorno. Salve Thomas. No, sono Buongiorno Thomas. Tom. Buongiorno, sì. Buongiorno Thomas. Niente, la domanda era rivolta a chiarire, essendo che la migrazione, la chiusura del vecchio fornitore avviene il 30, che è sabato, e poi la... No, aspetta, il 30, no, il 30 è venerdì. 30. 30 è venerdì? 30 è venerdì. Quindi viene fatto venerdì, quindi lo stop. Sì. Ah, ok, quindi comunque allora ho capito male le date, perché mi chiedevo se appunto la durata massima di down della casella di posta della PEC è 24 ore, se capitava di domenica chi faceva le verifiche. Certo, ma se certo. parliamo da venerdì a sabato, allora... No, l'abbiamo fatto apposta. Okay. Tom, hai ragione, l'abbiamo fatto apposta, proprio per questo. Certo, ho capito cosa vuoi dire. Se non c'è nessuno di domenica, invece così ho tutto il sabato per poter fare dei test e altro. Esatto. Certamente. Ottimo. Grazie. Benissimo, grazie a te. Simone Baldo, buongiorno. Come verrà gestito il passaggio della firma digitale con Aruba al nuovo fornitore in Emilia? Quali sono le operazioni che dovrà fare l'utente, chiaramente a scadenza? Le firme Aruba sono ancora valide fino a scadenza, ma in prossimità della scadenza dovrà essere richiesta da parte del titolare della firma il rilascio di una nuova PEC, di una nuova firma, e poi vi diremo materialmente come dovrà essere fatta. Alessandro, posso intervenire prego Anna, perché approfitto per avvisare che cambierà un po' la modalità della richiesta delle caselle PEC, della richiesta di apertura dei ticket, eccetera. Inizialmente saremo noi che gestiremo appunto le firme digitali e le PEC, quindi la certificazione e l'emissione delle firme digitali, e anche di eventuali problematiche, quindi apertura di ticket. Successivamente, a breve, ci sarà un pannello self-provisioning, per cui avrete la possibilità di accedere ad un pannello nel quale chiedere l'apertura, cioè aprire automaticamente voi in autonomia un ticket, una richiesta di emissione firma e una richiesta di certificazione PEC. Ottimo. Quindi, insomma, saltiamo un passaggio. Certo. Dovrebbe essere più snello, ecco. Il collo di bottiglia, diciamo. Esatto. Alessandro Nessen, l'invio di allegati di grandi dimensioni è possibile solo tramite webmail oppure può essere utilizzato da client, come ad esempio gli applicativi di protocollazione? Ma io credo, ma lascio la parola a Anna Miria, credo che sia possibile anche da altri applicativi, semplicemente devi mettere un link. Si fa solo da webmail, è un link che si fa solo da webmail e che costruisce, cioè non è Dropbox, per capirsi, o Drive di Google, ma è io quel un link, spazio. Certo, quel link non posso poi copiarlo, metterlo, ho capito. Certamente, sì, certamente, però all'interno della PEC ha una sua valenza perché comunque dimostra che un link è un collegamento a qualcosa, quindi quel collegamento potrebbe riferirsi a un documento che è cambiato, a un qualcosa che non esiste più. Quindi noi aggiungiamo degli elementi di garanzia, che sono le hash e l'accessibilità proprio a questo file, che sono propri dello storage che mettiamo a disposizione noi invece di Dropbox, eccetera. Quindi voi potete prendere quel link e metterlo da un'altra parte, però poi dopo quando lo andrete ad usare magari dipende, perché si può scegliere anche se farlo aprire direttamente ai destinatari oppure se è libero a tutti. Se è libero a tutti si può prendere, si può usare come ci pare. Flavio, ma se ho la necessità di protocollare quella PEC in uscita, come faccio? Non ha senso. Cioè, protocolli che cosa? Un contenuto che non c'è.
Beh, ho un Perché testo, se ti serve... no, sì, certo, ho capito cosa vuoi dire. Ho un testo, però dice questo link, con questo link puoi scaricare. Sì, però la disponibilità di quel link lì poi è legata a diversi fattori. Certo, nel tempo, certo. Quindi attenzione a usarlo, quindi va fatto con... No, questa è una cosa che va approfondita, Flavio, no? Cioè la validità nel tempo di quella tipologia di PEC. Sì. Chiaro. La PEC è uno strumento di trasmissione, quindi valida quello che trasmetti. Se tu trasmetti il file, valida il file. Se tu trasmetti il link, valida un link. Il link fa riferimento a qualcosa che non sta all'interno della mail. Noi aggiungiamo l'hash dei documenti che vengono allegati, quindi diciamo formalizziamo che il documento quando è stato diciamo uploadato, quando è stato generato il link, aveva quell'impronta, quindi aveva quelle caratteristiche. Quindi in sede di dibattito eventualmente quello che dimostra quella PEC è che quel documento, il documento riferito a quel link aveva quell'hash. Questo dimostra. Quindi se io ho il documento e ne genero l'hash devono coincidere, significa che ho spedito quello. Chiaro? Sì, però lo dimostri in un altro contesto, no? È chiaro, mi è chiaro. Roberto? Sì, prego. Ne avevamo già parlato tempo fa di questa roba qua, perché anche noi abbiamo un software che gestisce il protocollo, no? E lo andiamo da alcune PA, eccetera. Loro hanno grossi problemi non tanto per l'uscita, ma quanto per la protocollazione dell'ingresso una volta che arriva. Perché sono costretti a protocollare un messaggio con un link ed effettivamente non protocollano la comunicazione i suoi allegati come dovrebbe effettivamente avvenire per il protocollo, capito? Cioè, quindi... Sì. Certo. Sai cosa che adesso, no, siccome questo tema è molto importante, no, e porta tutta una serie di riflessioni, di domande, non vorrei aprire adesso il vaso di Pandora perché non ne usciamo più. Questo argomento secondo me ha significato quasi una sessione dedicata, se siete d'accordo, perché veramente fa aprire tutta una serie di domande. Comunque abbiamo risposto, non è possibile dalla mente di protocollo. Alberto Furlan. Chi ha il portale di gestione PEC ne avrà un altro. Se per portale, Alberto, tu intendi quello che tu leadi di webmail di Aruba, sì, per forza di cose sarà quello di Namirial. Per forza. Non cambieranno l'indirizzo, no? L'avevamo già condiviso l'indirizzo, Roberto. Certo. Ruggero Dall'Aglio, meccanismo di sincronia. Molti applicativi aziendali di protocollo scaricano e archivano le PEC. Questo meccanismo potrebbe inficiare la sincronia, è quello che aveva già spiegato Flavio prima. Fabio Argenti, non ho capito il nome dell'applicazione. Di quale applicazione stiamo parlando? Mi sa che si faceva riferimento al mail store, però qualche riga sotto sui messaggi c'è stato qualcuno che l'ha scritto e confermo che il link, quello giusto e corretto. Ah, ok, perfetto. Elisa Dalpiva, immagino anche Thunderbird come client di posta, immagino proprio di sì. Mi date conferma? Sì, Namida dà conferma. Carlo potete usare per storicizzare i messaggi, per salvarveli in locale, cioè Mail Tool, tra l'altro si chiama, un tool che vi consente proprio di fare dei backup. Se avete quello siete a posto, insomma. Perfetto. Carlo Moz, il 30 settembre è venerdì e il 1° ottobre sono sabato e domenica. Sarebbe forse preferibile di giorni feriali con la possibilità di presidio? Carlo, abbiamo già spiegato, no, le varie motivazioni. Per certi versi, se lo fai in piena settimana, potresti avere ancora più messaggi PEC che arrivano e quindi con tutte quelle problematiche che si diceva prima. No? È possibile avere tutte le specifiche tecniche quali parametri IMAP, caratteristiche delle password, tools, prima possibile, in quanto su sistemi integrati automatici è necessario coinvolgere fornitori diversi. Sì, dal 12 di settembre vi arriverà la mail di benvenuto che conterrà tutta una serie di informazioni. Su caratteristiche della password immagino tu intenda dimensioni, lunghezza o altre cose. No, sono scritte poi nel momento in cui la cambi. Sì, certo. Alla fine della migrazione sarà reso disponibile un report con la percentuale di caselle migrate e con errore e con evidenza del dettaglio? Sì, è garantito... Perfetto. È garantito che in 24 ore la migrazione è stata completata con successo? Sto pensando a caselle di protocollo. Abbiamo detto di sì. Le caselle di protocollo sono tendenzialmente vuote, quindi... Sì.
Al di là di questo, credo che alla fine a lui interessi che la casella sia raggiungibile e sia attiva da chi scrive, insomma. Se un sì. utente non esegue la sequenza di migrazione, verranno effettuati dei solleciti? No. No, no, perché non controlleremo noi. Vi dico solo una cosa, noi abbiamo dato ai comuni più di 3.000 caselle. Voi adesso collegati siete in 300 e questa mattina quando eravate tutti quasi 400. Non siamo in grado di verificare se qualcuno sta scaricando allineato oppure no. Mi dispiace. Se un utente ne esegue la sequenza di migrazione, verranno effettuati dei solleciti? Appunto no. È possibile avere una visione scarico delle PEC nel gestore accreditato cessante superiore di 30 giorni? Già chiesto, ci hanno detto di no. Quindi 30 giorni. A fine ottobre, quindi il 31 di ottobre, Aruba chiude la casella e non ce n'è più per nessuno purtroppo. Avevamo chiesto già. Poi Adriano Cognolato sì, sono state create perché ci ha risposto alle domande che avevamo fatto per rispondere alla sua richiesta. Se ho capito bene, il nome del tool proposto è mailstore.home. Alessio dice di sì, mi fa di sì con la testa. Poi Elena Barbiero, anche Mozilla Thunderbird è compatibile per lo scarico locale dell'archivio? Sì. Eventualmente anche sì, però consiglierei in quel caso di utilizzare la modalità POP in maniera tale da non avere, cioè da interrompere il sincronismo fra i due server, quindi scaricare, indicare di non lasciare sulla vecchia casella i messaggi, quindi eliminarli e scaricarli in locale tramite appunto un sincronismo POP e non IMAP in quel caso. Oh, perfetto. Marco Mori, se non sbaglio, Mailstore Home e tool simili copiano inbox e altre cartelle, ma non l'archivio di sicurezza. Prego Alessio. In realtà su Aruba, dentro la webmail che utilizzate, fra le impostazioni c'è la possibilità di andare ad attivare l'accesso IMAP all'archivio di sicurezza. Quindi di fatto si può entrare dentro la webmail che utilizzate già con Aruba, andare ad attivare per le singole mail l'accesso IMAP alle cartelle di sicurezza, all'archivio di sicurezza, e quindi a quel punto diventa una connessione IMAP normale, e allora sì, la risposta è sì, si può fare. Bene. Alberto Furlan, il comune di Mira è CDRL con Aruba. Saremo ancora CDRL con Amirial? Lascio la parola ai colleghi di Amirial. Io non ho capito cos'è questo acronimo, sinceramente. LRA, l'equivalente dell'RA. LRA, in base vedendo, sì. Se lo desidera, sì, giusto? Dovrà fare il percorso per diventare corrispondente, così come oggi è CDRL con Aruba, se lo desiderano potranno diventare LRA con Amirial. Esatto. Quindi sì, Alberto, è possibile, se lo volete, sì. Quindi poi dopo l'LRA avrà i suoi RAUC per eventualmente l'identificazione e potrà rilasciare direttamente i certificati. Ok. Forse perfetto. Roberto, perché questo comune ha attivato il contratto attuativo. Brava, potrebbe essere. Del contratto quadro. E a capire se ha ancora senso adesso. Esatto. Vediamo, va bene. Adriano Cognolato, ci rispondeva alle nostre richieste, va bene. Carlo Mozzo, le impostazioni della casella su Namirial, l'IMA per altre impostazioni a fine sono disattivate di default? No, ok. Valerio Stragliotto, se abbiamo altre PEC Aruba non attivate tramite la regione ma acquistate direttamente, si possono migrare? Allora Valerio, parliamone un attimo, dipende da che dominio. Nel senso, se le avete attivate con dominio @pecveneto.it, dovremmo trovarle nel nostro elenco e migrarle. Se invece il dominio è @pec.aruba. legal mail, non lo so, no, allora non le migriamo, non fanno parte della migrazione perché non fanno parte del dominio di Regione Veneto. I domini di Regione Veneto, di proprietà di Regione, sono due. @pec.regione.veneto.it, che sono le PEC utilizzate esclusivamente ad uso esclusivo di Regione Veneto, e poi @pecveneto.it, che sono quelle che distribuiamo al territorio. Quindi questi due li migriamo, tutto il resto no. Giorgio Roncolato, il sincro vale anche per lo storico? Abbiamo già risposto.
Alessandro Nessen, con la sincronizzazione. Però, scusate, non vale per chiarezza, solo per chiarezza, non vale per l'archivio, non si sincronizza il servizio di archiviazione. Quello, come diceva quella prima, diciamo la casella inbox. La casella, certo. ma non l'archivio. Ok, Perfetto. forse intendeva. Certo, sì, quello che sì, giusto, storico, io l'ho per similitudine ho pensato archivio di sicurezza, hai ragione. Alessandro Nessen, con la sincronizzazione attivata, se si sceglie inbox come destinazione, i messaggi marcati come letti rimangono tali? Sì. In modo che il gestionale di protocollo non li ricarichi. Sì, viene copiato tutto nella stessa situazione, sì, quindi se avete anche un flag sì, quindi sì, Alessandro, rimangono da lei. Come sta? Proprio clonati, perfetto. Ivano Gasparetto ci chiede, tutto questo riguarda solo le PEC e non gli indirizzi a ruba mail normali? Sì, assolutamente. La rubrica intende? La rubrica no, non viene portata. Non viene portata. Come possiamo fare di test sui nostri applicativi prima del 30 settembre? Bella domanda. Allora, una volta attivata la casella, voi avete IMAP attivo, quindi per lo scaricamento siete a posto. Potete fare dei test, non potete inviare. Però direi che... Quindi non è possibile prima del 30 settembre per i motivi che... Cioè sì, lo fanno, ma non possono appunto... Inviare, possono consultare, quindi potete fare tutti i test. Di consultazione, dopodiché quando sarà attiva possono anche inviare. Dice, va bene. Okay. Sì. Attenzione Martina che poi se cancellate dei messaggi, questi vengono ricopiati di nuovo dalla casella origine, perché c'è la sincronizzazione attiva, quindi attenzione a fare queste operazioni qua, cioè magari fate operazioni di lettura, non di cancellazione o spostamento, perché poi dopo ci si ritrova una situazione poco coerente. Giusto, benissimo. Ok, Martina Lavina, la configurazione dei gestionali di protocolli di eventuali applicativi quindi andrà fatta a partire dal 1° ottobre, da quando la casella potrà essere utilizzata a tutti gli effetti dal 1° ottobre. Esatto. Filippo Renier, eventuali problemi di recupero password a ruba, causa smarrimento, per poi procedere con la sincronizzazione, sono ancora fattibili? Anna, help! Sì, è possibile, si può sempre utilizzare, modificare la password. Basterà entrare su password dimenticata, si entra sull'applicativo su password dimenticata e arriverà un link alla mail indicata. Se non vi ricordate la mail, scriveteci, contattateci e noi vi aiutiamo a recuperare. Scrivete a documenti digitali @regione.veneto.it. Esatto. Ok, c'è un limite, Federica Veronesi, c'è un limite al numero di utenti che si possono abilitare su una singola PEC? Flavio? 20 credo, 20 operatori, mi sembra, potrei sbagliarmi però, magari ve lo dico... Con precisione, va bene. Sì, mi prendo, non mi ricordo, mi sembra 20. Si può estendere, cioè, comunque mi sembra inizialmente sia 20. Nicola Stocco, lo storage è GDPR compliant? Dove vengono salvati i file, i sistemi di sicurezza sono adeguati? Beh, siamo un provider back, quindi c'è la normativa, c'è la vigilanza, abbiamo tutte queste cose. Ok, Emanuele è accreditato, è Agid che ci dà il bollino. Certo, certamente già conservate anche i dati di titolari delle PEC, delle firme, eccetera, eccetera. Emanuele Pezzola. Quindi, se non ho capito male, il gestionale del protocollo potrà essere configurato su una media solo dal 1° ottobre, corretto? Hai capito, lo puoi fare anche prima, ma solo in consultazione. Ater di Treviso, normalmente gli allegati di una PEC sono all'interno della PEC stessa, giusto? Come gestiamo soprattutto ai fini della conservazione il fatto che gli allegati siano in uno storage esterno e non all'interno della PEC, se ho capito in modo corretto? È così, hai capito giusto, e la risposta è già stata data, no? E su questo sì, si apre un mondo che magari andremo a analizzare con più precisione. Allora, c'è da dire una cosa, prima con Aruba ciò non era possibile, o meglio, se lo facevi su WeTransfer e poi prendevi il link e lo mettevi dentro la PEC. Qua invece l'abbiamo portato dentro, non devi usare un sistema esterno come
WeTransfer, ma il sistema appunto fa parte dell'offerta di gara. Però le problematiche rimangono. È quello che dicevamo prima praticamente. Certo, esattamente, certamente. Ok, Carlo Moz, credo sia da approfondire la gestione delle notifiche nei giorni d'ombra, fine settembre, primi ottobre. No, in realtà non sono fine settembre, primi ottobre, come hai capito, male che vada sono 24 ore. Se non ricordo male, dopo 12 ore il gestore accreditato notifica al mittente che ci sono dei problemi. E già se fosse così andremo bene, perché se riprova, se ne abbiamo detto che noi cerchiamo di farlo in 6 ore, in teoria un problema dovremmo averne. Dopo 24 ore il gestore accreditato del mittente notifica che non è stato possibile recapitare la mail. È vero, e in ogni caso il gestore accreditato pack to pack, in attuazione delle regole tecniche previste dal CAD, è obbligato a notificare l'esito della consegna positiva o negativa che sia. Questo è importante chiarirlo e formalizzarlo. Sì, è così, giusto Flavio? Sì, è così. Tuttavia le notifiche della mancata consegna delle 12 ore e 24 ore sono notifiche, diciamo, non deterministiche, no? Quindi potrebbe accadere che arrivi la mancata consegna delle 24 ore, però magari dopo arriva la consegna. Potrebbe succedere, quindi è valida, è una consegna valida. Ora sto parlando in generale, però scusate, sto allargando un po'. No, ma è chiaro, Flavio, che oggi immaginare tutti i casi che possono verificarsi è impossibile. Sì. È impossibile. Certo, è vero una cosa, Carlo, che stiamo parlando del circuito PEC. Il circuito PEC è normato, prevede tutta una serie di cose, come ho detto anche prima, e prevede che al di là della migrazione che stiamo facendo noi, per qualche motivo una PEC non venga consegnata, no? In quel caso ci sono tutte le varie ricevute previste appunto dalla normativa, per cui chi spedisce deve anche preoccuparsi di verificare attraverso le ricevute di averla, che la PEC sia stata consegnata effettivamente, no? Ma questo non è tanto per la migrazione, lo prevede proprio il circuito nazionale delle PEC. Certo. Questo, insomma, non è stiamo inventando nulla adesso, ecco. Se esistono delle regole nella casella Aruba, vengono migrate, per regole si intendi se mi arriva no. ho capito, esatto, no, le regole personalizzate della casella no. Filtri, no. Certo. Emanuele Volpato, se dopo il 1° ottobre avessimo necessità di una nuova PEC, cosa dobbiamo fare? Allora, dopo il 1° ottobre la chiedete. Contattate, ve lo sapremo dire. Sì, sì. Gino Pomini, mi hanno detto che possiamo firmare solo con le firme che abbiamo, che abbiano il token fisico, quindi le USB, ad esempio la smart card. Questo un po' di tempo fa non accettavano firme remote. Ma è a seguito alla nostra domanda che ti abbiamo fatto. Sai cosa, Gino, che non mi ricordo cosa avevi chiesto? Ho capito, credo, provo a interpretare. Tu dici, Ale dice, per firmare con il mio strumento, con l'applicativo che offro al comune, devi avere un token fisico. E questo è un problema di integrazione quindi dell'applicativo. Non so sinceramente, Gino, cosa risponderti. Questo un po' di tempo fa. È possibile che siano evoluti nel frattempo, che Alley sia intervenuto sull'applicativo e consenta anche la firma con token? Magari questo, Gino, ci sentiamo, un caso particolare, ci sentiamo e proviamo ad approfondire con Alley. In questo momento non sono in grado di risponderle. Mainardi Multipla probabilmente risponde a qualche nostra richiesta. Riccardo Salamon si intende la firma di più file una sola volta, ok, e sempre fa parte delle domande che avevamo fatto. Allora, Stefano Vernier, firme digitali Regione Veneto date ai comuni enti locali, ora erano solo chiavette USB, ora invece saranno solo token, scusatemi, firme remote con token, quindi non daremo più firme su smart card o USB. Federica Veronesi, per la firma digitale darete voi comunicazioni della data di passaggio al nuovo sistema? No, per la firma digitale noi non siamo in grado di sapere quando la vostra firma scade. E la firma attuale Aruba intendo, quindi dovete verificare quando scade la firma e per tempo attrezzarvi per chiedere il rilascio di quella nuova, che sarà una Mirial.
Gino Pomini, non riesco a parlare, non ho la cuffia con il microfono. Ok, cerco di spiegarmi qua. Alli ha un sistema di firma integrato nella procedura per firmare digitalmente gli atti all'interno della procedura, determine, delibera, eccetera. Alli dovrebbe, uso il condizionale, solamente usare la firma che abbia il token fisico, non un PIN per capirci, ho capito. La firma con TP che cambia continuamente, dubito che funzioni con l'applicativo Alli integrato. Ecco, questo è un problema appunto del gestionale e non so se magari nel frattempo, devo dire una cosa Gino, attenzione che la tendenza è di andare sempre di più verso la firma remota. È un po' quello, quindi credo che anche i fornitori dovranno un attimino essere un po' time to market, insomma, vedere come cambia il mondo e non restare ancorati sul loro sistema. È un problema, non lo so se Ali ha già cominciato ad affrontarlo, possiamo chiedere. In questo caso, Roberto, dico cosa si può fare, rispondo a Gino. Cioè, di solito noi appunto, come dicevo prima, mettiamo a disposizione un servizio che consente all'applicativo di contattarlo e di gestire le firme, l'eventuale firma remota o anche altre tipologie di firma. Ovvio è che se parliamo di certificati di firma Namidial, il servizio che Alley deve contattare deve essere un servizio Namidial. Chiaro. Quindi, certo. Bisognerebbe magari capire con Alley cosa fare per gestire. Esatto, certo. No, ma poi dirò di più, Simone, come ho detto, la tendenza è quella di utilizzare sempre più firme remote. Cioè, ormai la pennetta USB piuttosto che la smart card sta proprio finendo. Quindi. Elena Barbiero, ciao Elena, allora scusate, a noi come azienda ospedaliera di Padova non è chiara la questione delle firme. Utilizziamo da anni la firma HSM, di info c'è nessuno, ci ha parlato di un passaggio del pacchetto firme con Amelia. Elena, non ho conoscenza della strategia di Azienda Zero. Io posso solo dirti quello che so, cioè che Azienda Zero ha partecipato al bando presentando l'elenco dei propri fabbisogni. Poi, se questo rientra anche quello che scrivi tu, non lo so veramente. Dovete sentirvi con Azienda Zero. Provate a parlare con Claudio Beltrami. Alessia De Col. Fino a quando si potranno richiedere firme remote a Aruba, fino a quando si potranno richiedere firme remote a Aruba tramite gara regionale del 2014, fine. Non vengono date firme remote da parte esatto, di Aruba. Di Aruba ormai, esatto, ormai passeremo direttamente con quelle di Namidia, giusto Anna? Dal 1° di ottobre immagino. Sì, sì. Esatto. Il rilascio delle nuove firme digitali è già attivo? No, non ancora come diceva Anna dal 1° di ottobre. Valerio Stragliotto, entro il 1° ottobre possiamo ordinare altre firme a Aruba? Anna? Sì. Sì, ok. Gloria Cattuzzo, attendiamo un webinar sulla firma digitale, argomento molto importante che deve essere condiviso da tutti i colleghi che la utilizzano. Va bene, prendo nota Gloria e vediamo insomma se è di interesse assolutamente, volentieri. Edda Andretta, si possono avere le slide? Sì. Non vedo chi è. La regia, sì certo. Thomas Trevisa, ci sono. Thomas Dincalevi, saranno sempre disponibili 5 firme e 5 per comuni in base alla dimensione dell'ente. Stiamo valutando, Tommaso, penso di sì. Cioè sicuramente le 5 firme mi viene di dire sì, no Anna? Penso di sì. Sì. Magari forse non so se estenderemo, vediamo. Si possono avere le slide, Stefania, insomma, campagna. Sì, Francesco Lorenzetti, ricordo che tempo fa era previsto un numero massimo di firme digitali in rapporto al numero di abitanti. Nel comune di Marostica stiamo passando dalla firma con token a firma remota e avendo superato il numero le abbiamo acquistate da Aruba. Non c'è più questo limite per i nuovi utenti che andremo ad attivare e possiamo richiedere Regione Veneto? No, il limite c'è ancora perché, come potete capire, noi queste ve le diamo gratuite, ma le paghiamo. Quindi abbiamo ipotizzato un certo numero di firme remote da distribuire agli enti. Quindi sì, Francesco, adotteremo ancora, penso, quel sistema del numero di firme in base alla popolazione, firme e PEC in base alla popolazione, proprio perché abbiamo problemi di budget, insomma. Poi, Anna Tempestoso, ma allora le mail a Aruba, ad esempio, segreteria @comune, come ci dobbiamo regolare? No, attenzione, le vostre mail a Aruba, non PEC, ma che voi avete acquistato da Aruba, continuano a vivere. Noi stiamo parlando esclusivamente delle PEC. Elisa Dalpiva, le PEC, scusate, le PEC condominio @pecveneto.it.
quindi solo ed esclusivamente quelle. Elisa Dal Piva, scusate, magari l'avete già detto, ma io dalle 11 purtroppo sto seguendo anche un altro meet, è previsto con Almira l'archivio di sicurezza ed è già attivo o va fatta su richiesta? È previsto, è proprio la PEC standard, prevede anche l'archivio di sicurezza, non deve essere attivato, è già attivo, giusto Flavio? Sì, di 24 giga. Sì. Martina Lavina, altra domanda relativa agli applicativi a cui non ricordo precisamente se è stata data risposta. Nel caso in cui la configurazione sia fatta il lunedì successivo, verranno recuperati i messaggi arrivati sulla casella Namiria nelle giornate in cui la casella era attiva ma non agganciata agli applicativi, cioè l'1 e il 2? Sì, vero Flavio, arrivano comunque, certamente la casella è attiva e riceve tranquillamente. Sì, Martina. Certo. Certamente. Un discorso è che la casella sia attiva e un discorso è che voi abbiate attivati gli applicativi affinché possano parlare con quella casella, ma la casella vive di vita propria. Certo. Luca Piacentini, c'è un post su Forum PA che parla di grazie Luca, è un bel post e sostanzialmente ribadisce quello che avevo detto io, che non è proprio una procedura corretta quella di inviare un link all'interno di una PEC, perché proprio la procedura vuole che all'interno della PEC ci sia il testo e i suoi allegati. Effettivamente è una pratica abbastanza usata, però vi dico che ci sono delle pubbliche amministrazioni che non la vogliono. Certo. Quindi la scelta è dell'ente, insomma, specifico. Sì, a differenza dei link ci sono due elementi a garanzia di questo servizio. Questo viene fornito dal provider pack, quindi lo storage è quello del provider pack, non è uno storage di terze parti, quindi è uno storage che è uno spazio cloud, chiamiamolo così, siamo abituati a far così, ma insomma è uno spazio che è diciamo fornito da qualcuno che è nelle liste di vigilanza ACID, e poi dopo il link che viene messo, all'interno del link che viene messo c'è indicato anche l'hash, come dicevo prima, del documento. Ok, l'hash del documento è una stringa, una sequenza di caratteri che sta all'interno della PEC, quindi è firmata digitalmente dal gestore. Ok, quindi sta dicendo quella mail, guarda che il documento che è riferito a questo link qui ha questo fingerprint, no? A questa è un po' come una carta d'identità, se vuoi, del documento, no? Esatto. Quindi è un valore di garanzia enorme, non possiamo confrontarlo con una mail, con un link mandata da Dropbox, Cioè, una cosa differente. Solo per spiegarvi, quel documento ha come posso dire, un fingerprint, proprio aiutatemi, una firma digitale, come noi abbiamo le nostre impronte, no? Sulle impronta. Bravissimo, ha questa impronta e quindi quell'hash dice che quel file ha quell'impronta. Se dentro quel file sposto anche solo uno spazio, quell'impronta non corrisponde più. Perché solo quel file, con quel formato, con quelle caratteristiche, produce quell'impronta. Identifica un po' come negli umani la persona. Al di là del contenuto è tutto garantito, Cioè certo. Tu non sai qual è il contenuto, quindi c'è anche un certo livello di privacy, certo. Che potrebbe essere anche vantaggioso sotto certi punti di vista, però sai tutto, perché se considerata una firma digitale che cos'è? È il fingerprint, quindi l'hash del documento firmato, e qui è la stessa cosa, perché la PEC è un oggetto firmato e contiene un hash, quindi al di là di come vengono inserite le informazioni, che è uno standard, la firma digitale ha i suoi, la PEC qui ce lo siamo inventato, l'abbiamo buttato dentro i body, ma agli effetti è la stessa roba. Certo. Okay? Aggiungerei una cosa, addirittura a tutto quello che ha detto Flavio, il nostro sistema, ad esempio, a quel link sono collegati dei log, quindi se il destinatario apre il link e vede il file, l'operazione viene loggata e quei log finiscono in conservazione. Ah, ottimo. No, attenzione. Scusami se lo scaricamento non è un elemento loggato in modo delle procedure legali,
il scusate se intervengo, però sono già le 11:48, dovevamo finire dopo un'ora, ma bene, bene, perché il fatto che arrivano tante domande significa che la cosa interessa. Però, come immaginavo, questo discorso dell'allegato sta aprendo un universo. Se a questo punto sto pensando che sarà utile fare magari un webinar specifico, magari ci prepariamo meglio e facciamo un incontro, volentieri. Scusate, perché sono già le 11:48. Vado avanti. Stefano Vernieri, su una casella @pecveneto.it del protocollo informatico abbiamo la possibilità di inviare anche a 200 indirizzi PEC o PEC. Ora si potrà avere di nuovo una così? Quali sono le caratteristiche? Non ricordo, Flavio, della PEC? C'è 1000 destinatari, 100 simultanei. Ok, quindi prendo una sì, PEC con 100 mega di dimensione, quindi c'ha tutti i limiti che ci siamo detti prima, no? Il calcolo della dimensione viene. L'allegato, per cui se è una mail, una PEC di solo testo, sì, 2K, esatto. Puoi mandarla a un'infinità di 1000 sono 2 mega, quindi hai voglia. Sì. Hai voglia. Nike Zanini, c'è un Nike, scusate una domanda, i cambi di titolarità quando verranno gestiti? E qua devo chiederti, quando dici cambi di titolarità della PEC, sicuramente non ci saranno, non è necessario il cambio di titolarità per il passaggio a Namiria. Noi porteremo i titolari che sono oggi di Suaruba, che hanno già confermato. Roberto, scusa. Dimmi. Dopo il censimento che abbiamo fatto, noi abbiamo avuto tanti cambi di titolarità. In quel senso, scusa, prego sì. Anna. Sì. Prego. E quindi questi verranno attivati con Amirial. Con Amilia, quindi non con quella attuale. Sì, perché Aruba non ci ha consentito di fare un caricamento, una modifica massiva della titolarità sul pannello Aruba. Ok, quindi giusto, hai ragione Anna. Quindi Nike dal 1° ottobre. Marco Busin, mi sono collegato solo ora, chiedo scusa, confermo che Ali non permette la configurazione di firma remota, però poi vedo Carlo Giacomelli che dice solo per puntualizzare con Ali è possibile configurare le firme remote. I tecnici Ali l'hanno fatto per il nostro comune. Allora io chiedo a Marco Busin e a Carlo Giacomelli di parlarsi perché a qualcuno Ali non la sta raccontando giusta. Però è una buona notizia quella di Carlo, è una buona notizia per tutti, anche per Gino e anche per Marco, perché a sto punto significa che Ali ha già fatto l'integrazione, questa è una cosa buona. Quindi mi sa che forse Marco e Gino parlate subito con Ali, perché se l'ha già fatto, questa è una cosa buona. Scusami Carlo, se sei ancora collegato, che comune sei? Appena puoi. Marzia Casellato, quindi possiamo continuare a utilizzare le firme digitali che abbiamo in dotazione sì fino a scadenza. Alessandro Bonaldi, il rinnovo gratuito di 5 anni alla scadenza della firma Aruba sarà possibile anche dopo il 1° ottobre? Come abbiamo già spiegato, no, perché non abbiamo più nessun contratto con Aruba, nessun contratto commerciale, quindi sarà solamente, dovete chiedere se lo volete il rilascio di una nuova firma che verrà fatta con Amilia. Sarà possibile rivedere il video del corso? Sì. Carla Fuga, utilizzando i link agli allegati, se dopo qualche anno si cambiasse fornitore sarebbe garantito. Ecco, come abbiamo detto, facciamo faremo questa sugli allegati, una sessione a sé. Portate pazienza. Stefano Vernier, ma se poi il testo protocollato è ricercato dopo 6 anni, quell'insissi, il famoso discorso, uguale a quello di Carla Fuga alla fine. Elia Lo Monaco, si può configurare il gestionale di Ali perché si appoggia ad altri software di firma tipo DIC che supportano la firma digitale remota? E accidenti, perché l'ho perso? È sufficiente impostare nelle configurazioni, sta spiegando quindi Elia come ha fatto, è sufficiente impostare nelle configurazioni del gestionale degli atti il path dell'eseguibile di questo software. Con questa modalità a volte però non funziona il caricamento automatico sul gestionale degli atti del file firmato. Ma io direi a questo punto, da quel che ho capito, Elia dice c'è un modo per farlo, però io se fossi in voi mi rivolgerei direttamente a Ali, facendo presente che sapete che Ali l'ha già fatto per il comune, ad esempio, abbiamo detto, di Carlo Giacomelli, che non so qual è, ma... Scusami? L'ha scritto sotto, quindi... San Zenone degli Edelini, immagino. Quando farete il webinar,
per gli allegati assolutamente sì che ve lo comunicheremo, certamente, però vi lo dico già, non è tra le nostre priorità per un semplice motivo: noi dobbiamo prima chiudere questa partita della migrazione, che è qualcosa che ci impegna assai. Mauro Spinazzè: condivido con Stefano Vernier, se chiedo una copia legale del protocollo il mio conservatore terrà solo il link, e abbiamo già detto certamente. Ok, quella di Mauro era l'ultima, e sicuramente quella di Mauro rientra nella lista delle cose che affronteremo nel webinar dedicato alla PEC con allegati. Sì, domande e risposte. Ecco, mi pare non ce ne siano altre. Casella massiva, PEC Veneto, è possibile? Se per casella massiva intendiamo quello che abbiamo detto prima, che può inviare a n destinatari contemporaneamente, sono fino a 1000, sì, sì, è una delle caratteristiche della casella pecveneto.it. Comunque, per rassicurarvi, vi manderemo magari una mail o renderemo disponibile online un documento che dettaglia le caratteristiche della casella del dominio pecveneto.it, in modo che potrete consultarle. Direi siamo andati molto lunghi, però devo dirvi che mi fa piacere, perché siete ancora 228 collegati, quindi significa che l'argomento è di interesse. Mi immagino che non si siano collegati tutti i titolari di tutte le caselle, perché sono più di 3000, quindi non eravamo così tanti. Ecco, magari se qualcuno di voi può portare quello che abbiamo raccontato anche all'interno della propria amministrazione, raccontarlo magari anche agli altri colleghi. Per qualsiasi assistenza avete visto documenti digitali @regione.veneto.it, lasciate i vostri recapiti e verrete ricontattati. Io non ho altro da dire. Se Anna e i colleghi vogliono intervenire. No, arrivano i saluti, i ringraziamenti. Noi ringraziamo voi per l'attenzione e la pazienza. Grazie a tutti, veramente grazie a tutti. Chiedo una cosa invece alla regia, se è possibile avere il report di tutte le domande, di tutta la chat. Certamente. Grande, perfetto. Concludiamo, vi faccio avere tutto. Benissimo, benissimo. Grazie a tutti ancora, grazie della partecipazione. Grazie anche agli amici di Namirial, grazie. a voi. Ciao a tutti. Buona giornata, buon weekend. Grazie a voi. Grazie. Grazie.